adesso con la rappresentante dell'Izquierda Abertzale, il movimento indipendentista basco, qui in Sardegna, questa festa MAN, e iniziamo con una domanda molto semplice. Che cos'è e come funziona l'Izquierda Abertzale? L'Izquierda Abertzale è un grande insieme di organismi che si occupano di varie cose. Certi sono partiti e movimenti politici, altri si occupano della diffusione della lingua, dell'organizzazione dell'industria, dell'agricoltura e la pastorizia, altri sono movimenti giovanili e studenteschi, e in ogni caso tutte queste organizzazioni e movimenti lavorano con uno stesso fine, la costruzione nazionale di Euskal Herria. Bueno, sì, perché è verdad che Sì, perché bisogna dire che l'Euskal Herria è una nazione che amministrativamente è divisa in tre parti, ovvero la comunità autonoma del País Vasco e la Navarra, chiamati in euskera Egoalde, ovvero la parte del sud appartenente al Regno di Spagna, e l'Iparralde, la parte del nord, sotto la giurisdizione francese. Ed è verità che l'Izquierda Abertzale lavora nel congiunto di tutto il territorio, al di sopra di queste frontiere che considererei quasi surreali. Comunque andiamo avanti. Come possiamo riassumere la situazione attuale? Cosa può dirci delle iniziative dell'Izquierda Abertzale? Per esempio, puoi spiegarci cosa prevedeva la proposta di Anoeta? La proposta di Anoeta risale all'anno 2004 e prevedeva la soluzione del conflitto politico e sociale basco dividendolo in due assi paralleli. Da una parte si sarebbe dovuto formare un tavolo di dialogo tra il gruppo armato ETA e i governi spagnolo e francese. Dall'altra parte invece si sarebbero incontrati tutti i partiti che lavorano nelle 7 regioni basche di Egualde e Iparralde, insomma di tutta Euskal Herria. Sì, e fu molto strano che questa proposta non fu accolta con entusiasmo dai governi spagnolo e francese, e anzi ci furono molti avvenimenti che resero palese il fatto che mentre i movimenti indipendentisti lavoravano per la risoluzione del conflitto, alcuni partiti come il PP, ma anche il PSOE o il PNV, lavoravano per interrompere il dialogo. Infatti, nonostante la ragionevolezza della proposta di Anoeta, i governi spagnolo e francese non hanno ancora manifestato il loro appoggio. Sì, nonostante il lavoro di Batasuna per la proposta di Anoeta e il recente cessate in fuoco del gruppo armato ETA, dichiarato nel marzo 2006 per l'accelerazione del processo di pace, a maggio ci sono state molte detenzioni e addirittura si incarcerarono per una settimana a Madrid 7 dei rappresentanti principali di Batasuna, tra cui Arnaldo Tegui, Josep Alvarez e Joseba Permac, per il semplice fatto di aver indetto una conferenza stampa, e ancora oggi molte... Sì, mucha repressione in realtà, perché... Sì, le repressioni furono molte, molte detenzioni, si continuano a torturare molte persone nelle carceri, e sì, è da dire che anche Amnesty International ha recentemente denunciato lo scarso rispetto dei diritti umani nelle carceri spagnole e la detenzione di molti giovani solo per aver partecipato a manifestazioni o aver lavorato con radio e giornali indipendentisti o per far parte di associazioni per l'appoggio dei prigionieri politici o lavorare nei movimenti, partiti o addirittura nel sindacato Lab. Pare sempre una situazione surreale, scusa se uso lo stesso termine di prima. Sì, è che è abbastanza surreale. Ad esempio in questo momento si sta svolgendo un macro giudizio denominato 1898, dove si stanno giudicando politicamente varie associazioni che lavoravano per varie cose che avevano a che fare con l'indipendentismo, e persone di Euskal Herria per il semplice fatto di aver partecipato alle campagne di controinformazione e associazione della gente. Un esempio sono i lavoratori del quotidiano Egin, oggi Gara. È un giudizio politico dall'inizio alla fine, non ha nessuna prova e con esso si sta criminalizzando tutta la Izquierda Abertzale. Con il pretesto di ETA, con l'esistenza... Sì, e possiamo dire che con il pretesto di ETA sono stati criminalizzati tutti i movimenti che utilizzavano come armi la politica, l'informazione, l'associazione, la cultura e la loro diffusione. E a queste ingiuste accuse si aggiunge addirittura il tema della dispersione, un tema più volte denunciato anche dalla già citata Amnesty International, che consiste nel trasferimento dei prigionieri politici baschi, spesso colpevoli soltanto di diffondere idee indipendentiste, nelle carceri di Spagna e Francia, aggiungendo alla pena carceraria difficili problemi ai familiari e agli amici dei prigionieri, costretti a percorrere ogni mese centinaia di chilometri dalle loro case per raggiungere e confortare i propri cari.
Comunque, oltre a denunciare questi problemi, possiamo concludere dicendo che nessuno di questi è insormontabile e conoscendo il vostro spirito so che non mollerete e andrete avanti. Beh, comunque per salutarci e andarci a godere il concerto, come possiamo paragonare il movimento di IRS al vostro? C'è qualcosa di simile, questo ottimismo in realtà, questa voglia di andare avanti, di incontrarsi, di parlare, trovare soluzioni pacifiche ai problemi? Cosa potresti dirci? Bueno, por ejemplo, pues esta gran fiesta se hace... Beh sì, per esempio, visto che ci troviamo in questa festa manna, non posso che citare le nostre feste, anche noi ne organizziamo tante, alcune a favore dell'Euskera e dell'Ikastola, ovvero le scuole che insegnano la lingua e tutta la storia di Euskal Herria, e ci sono anche le feste dei movimenti giovanili, a questo punto ricordiamo il Gaste Topagune. Sì, la Topagune, alla festa di Seghi, nella settimana di Pasqua la consigliamo a tutti. E quest'anno ci sono state 20.000 persone, sì 20.000, un risultato molto buono, però anche noi prima o poi ne organizzeremo una così. Bene, allora possiamo salutarci. Que ahora todos los pueblos.